dove non ne sarei uscita se non a pezzi. In ko sem naredila ta korak, v bistvu na slepo, kajti nisem videla izhoda, ko sem naredila ta korak, da sem se predala Gospodu v roke. Ho fatto questo ennesimo salto di fede nel buio. Se Dio mi chiede questo, vado anche se non ho forza. Sem se odločila, da bom naredila ta korak v temo, čeprav nisem imela lastnih moči. E nel momento stesso che nella fede cieca ho ripetuto: sì, nelle tue mani, Padre, mi riconsegno, sia fatta la tua volontà, anche se non so come fare. In v tistem trenutku sem s to slepo vero, čeprav nisem vedela kako, sem izrekla te besede: Bogu izročam mojo dušo v tvoje roke. Ancora una volta lui mi ha sorpreso come lui solo sa fare. Gospod me v tistem trenutku presenetil, kakor zna samo on. Ho consegnato il mio sì a questa persona che mi rappresenta, Cristo sulla terra, e in quello stesso momento ho risentito una forza che non sentivo più da 30 anni. In v tistem trenutku, ko sem izrekla ta da predstavniku Kristusa tukaj na zemlji, sem čutila tisto posebno moč, ki nisem čutila že 30 let. Ho sentito la mossa fisica di dolori che mi torturava da mesi improvvisamente svanire. Tista bolečina, ki me je mučila že dolge mesece, sem čutila, da teh bolečin naenkrat ni bilo več. Ho sentito quella morsa del grido raccolto di tanti fratelli, dileguarsi per lasciare di nuovo spazio all'esperienza di quella gioia indicibile e gloriosa che questo amore che Gesù ci ha insegnato sempre ci regala. In sem čutila, da tisti težki klici vseh teh naših bratov, ki so me tako dolgo mučili, sem čutila, da je v tistem trenutku vstopila v ospredje ravno ta Božja ljubezen, prepustitev Božji volji, in nisem čutila več te bolečine. Ecco, allora ricordiamoci sempre che Gesù ci promette il paradiso già su questa terra, ma la porta è stretta e dobbiamo avere quella fede nel suo amore di passarci anche quando pensiamo di restarci stritolati e schiantati dentro. Se pravi, moramo verjeti tistim besedam, da nam Kristus že tukaj na tej zemlji pripravlja pot v nebesa, in čeprav so ta vrata ozka, moramo imeti to vero, da nas bo Kristus popeljal. Che Gesù ci ha insegnato che se rimaniamo nel suo amore dobbiamo passare nel Getsemani, dobbiamo passare nel Calvario, ma guai a fermarci. Quelli sono passaggi perché si manifesti la gloria della risurrezione. Moramo ravno to verovati, da če hočemo ostati v Kristusovi ljubezni, nujno moramo iti preko Getsemanija, preko trpljenja, ampak se ne smemo tam ustaviti, ampak to je pot, ki nas pelje do slave vstajenja. Ogni volta che scoprite che la tristezza sta imprigionando il vostro cuore, ko odkrijete v vašem življenju, da morda žalost da je uklepa vaše srce, fermatevi e fate un esame di coscienza. Cosa devo rivedere nella mia comunione con Gesù? V tistem trenutku se ustavite in naredite tudi neke vrste izpraševanje vesti in se vprašati, kaj moram popraviti, kaj moram narediti v mojem odnosu do Jezusa. Dio ha vissuto quella terribile passione di dolore e amore per rendere dolce e leggero ogni nostro gioco, anche i più terribili. In Kristus je živel do konca to trpljenje, ravno zaradi tega, da bi bil naš jarem toliko lažji. E quando restiamo schiantati per terra sotto il peso della croce, incapaci di rialzarci, significa che abbiamo dimenticato che abbiamo un Cireneo di eccezione, che è Gesù stesso. In ko čutimo, da ne moremo ostati, da nas križ pritiska k tlom, to pomeni, da smo pozabili, da imamo s seboj Simona iz Cireneje, ki pa je Jezus Kristus.
a me, voi che siete affaticati e oppressi, e io vi darò ristoro. Il mio gioco è dolce, il mio carico è leggero. Gesù adempie sempre le sue promesse. Jezus nam obljublja in vedno izpolnjuje svoje obljube, tudi v Evangeliju napravi, vsi, ki ste potrti, obteženi, pridite k meni in jaz vas bom poživil, kajti moj jarem je lahek. Ogni volta che ci sentiamo schiacciati dalla croce, se andiamo da Lui, facciamo questa incredibile esperienza che Lui non solo dona ristoro alle nostre anime, proprio su quella notte, su quella morte, su quella sofferenza che stiamo vivendo, Lui opera come solo Dio può fare e rimanifesta la potenza della gloria della risurrezione, del mistero pasquale che siamo chiamati a vivere. In ko sami čutimo, da je naš križ resnično težak, tu nam Kristus obljublja ne samo, da nas bo poživil, ampak da nam bo tudi sam dal to izkušnjo vstajenja v naše življenje. Imam več vprašanj. Na tem mestu bi vam dal možnost, da postavite kakšno vprašanje. Mislim, da je knjiga res tako močna in tudi današnje srečevanje, da lahko vsak dobi resno spodbudo za svoje krščansko življenje. Zdaj pa, če imate kakršnokoli vprašanje, lepo povabljeni. Jaz imam eno zelo konkretno vprašanje iz čist praktičnega življenja. In sicer me zanima, srečujemo se z mladimi in ti mladi so res, tako kot je gospa rekla, tetovirani, piercingirani in vemo, ne glede na to, kaj je zadaj ali pa kam lahko še pridejo, da so to zelo velike in široke odprtine za vstop za zlo. Lahko, da so piercingirani, tetovirani in tako dalje, po nevedoma. Ampak kako pristopiti k nekomu, ki je lahko tudi popoln tujec, ni nujno, da je to tvoj bližnji sorodnik ali kakorkoli, ampak mene osebno boli, ko vidim, da se ti mladi prepuščajo oziroma odpirajo zlu s takimi stvarmi, ki so popolnoma, kako bi rekla, oni se ne zavedajo, da so to vrata za vstop zla. Kako mu to dopovedati, da ne bo zgledalo, da si nasilen ali pa ne vem, skratka. Ali pošli, samo zadnje 4 besede nisem slišal. Da ne bo zgledalo, da si, ne vem, nasilen ali pa da vdelaš njegovo zasebnost ali pa ne vem. Ker to so začetki, namreč zato sprašujem. Hai detto benissimo tu, senza forzare, con il rispetto, come incontrarli. A volte noi cristiani o siamo completamente assenti o nel momento che ci rendiamo presenti vogliamo convertire l'altro. To je bilo zelo dobro rečeno, se pravi, ko hočemo nekoga srečati, da spoštujemo tudi osebo, kajti včasih mi kristjani ali smo čisto pasivni, ali počasih, ko kaj spoznamo, hočemo usiliti kakšno našo stvar. Con tutta la buona fede del mondo, però vogliamo convincerlo che di quello in cui noi crediamo. Včasih tudi dobronamerno hočemo podeliti kakšno, hočemo usiliti kakšno naše mnenje, ko srečemo nekoga drugega. E questo è bello, perché quando scopri la verità devi sentire la responsabilità di testimoniarla. Po eni strani je to lepo, ne? Če spoznaš neko resnico, je lepo, da imaš ti odgovornost, da to resnico približaš tudi drugemu.
Però ho scoperto in questi anni che ciò che penetra in cuori induriti dall'odio, dalla violenza, da tante esperienze di sofferenza, non sono tanto le parole. Ampak v teh letih, ko sem se srečevala s temi ljudmi, sem opazila, da tisto, kar resnično sega ali pa prebode v srce, niso toliko besede, Ma è l'amore. ampak je ljubezen. Gesù è venuto sulla terra e sicuramente ci ha donato delle parole fondamentali, ma ci ha salvato facendosi carico del nostro grido. Jezus je prišel na ta svet in seveda nam je zapustil veliko besed, ampak glavna stvar je, da je prišel med nas in nas je vzel celotno naše breme. Facendosi carico delle nostre tenebre e della nostra angoscia. Nas je prevzel vse naše temine in vse naše stiske. Questi ragazzi che vivono una grande sofferenza nel cuore hanno una grande sete di questo amore. In te mladi ljudje, ki v sebi zelo trpijo, imajo v sebi veliko željo po resnici, po ljubezni. Quando ho iniziato ad andare di notte alla stazione, in questi sottopassaggi della metro dove c'erano risse, si massacravano, si davano le coltellate, le bottigliate in testa, Ko sem začela hoditi na podhode na metro postajah in ko sem videla, kako so se med seboj tudi tepli, pa tudi grozili z nožem in tudi so se tudi ranili eden drugega, io davvero non avevo la più pallida idea di cosa avrei dovuto dire, di cosa avrei dovuto fare. v tistem trenutku nisem imela nobene ideje, kaj reči oziroma kaj storiti. E ancora oggi non ce l'ho. In tudi danes nimam rešitve. Sapevo solo che dovevo vivere quel amatevi come io vi ho amato. Vedela sem samo, da moram živeti tisto, ljubite se, kakor sem vas jaz ljubil. Dovevo prima di tutto io riempirmi del suo amore nella preghiera. Najprej sem se morala jaz napolniti pri molitvi z njegovo ljubeznijo. E solo allora avrei avuto la possibilità che ogni giovane che incontravo non fosse colpito da ciò che gli dicevo, ma dall'ascolto di Cristo, dall'abbraccio di Cristo, dalla gioia di Cristo. In le v tistem trenutku sem se lahko približala kakšnemu mlademu, spravi, ne z lastnimi besedami, ampak s tistim, kar sem doživela sama v molitvi. E così è stato. Io ho iniziato ad andare in questi inferni. In tako se je zgodilo. Začela sem obiskovati te pekle, Domandandomi un po' cosa faccio, cosa dico, come posso fare qualcosa per loro. in spraševala sem se, kaj lahko rečem, kaj lahko naredim za njih. Ma poi mi sono accorta che più custodivo i miei tempi di preghiera contemplativa e mi immergevo nella comunione con colui che è l'amore, In bolj, ko sem spoznavala, da ko sama živim ta odnos, kontemplativen odnos z Bogom vsak dan, più ogni fratello che incontravo aveva una luce per capire con chiarezza cosa fare in quel momento. in ko, ravno s to molitvijo, ko sem srečala nekega brata na cesti, v tistem trenutku sem dobila luč, sprejela luč, kaj lahko, na kakšen način mu lahko pomagam. E spesso mi veniva chiesto di non fare nulla. In pogostokrat mi je bilo rečeno, da naj ne naredim nič. E all'inizio pensavo di dare tante risposte, di portarli negli ostelli, nei centri di accoglienza, poi mi sono accorta che non c'erano. Na začetku sem mislila, da bi jaz jih poslala kam v kakšen sprejemni center, bi kaj naredila kaj konkretno za njih, ampak v teh sprejemnih centrov ni bilo. Però ogni sera ho sperimentato che un semplice ascolto può salvare una vita. In spoznala sem vsak večer, da čisto preprosto poslušanje, poslušati nekoga lahko njega tudi reši. Un semplice ascolto, un semplice sguardo, un semplice incontro può far decidere a un giovane che ha deciso di morire con la droga, con l'alcol, con la vita di sballo che il mondo oggi con tanta insistenza propone. In videla sem, da preprost pogled ali pa posluh
neke osebe, ki se je sama pri sebi že odločila za smrt preko teh poti, preko drog. Può decidere di cambiare vita. Vse te preproste stvari lahko v bistvu spreobrnejo njegovo pot, v bistvu usmerijo v drugo smer. Non per le nostre parole, ma per quello che vedono in noi. Ne zaradi naših besed, ampak zaradi tistega, kar vidijo v nas. Devono guardarci e sapere che c'è una gioia che non è di questo mondo e riconoscere che la gioia che il cuore di ogni uomo cerca. In ko v nas vidijo veselje, to ni tisto naše veselje z naše strani, ampak je neka veselje, ki je sposobno, da ga tudi oni prejmejo, ker ga namreč tisto veselje, ki ga vsi namreč iščejo. Devono sentire quell'amore vero, pieno, che gli ripete: tu sei prezioso ai miei occhi, sei degno della mia stima. Morajo slišati tiste besede Gospoda, ki pravi: ti si dragocen v mojih očeh. Questo amore fa miracoli. Tutti i ragazzi, quando raccontano le loro testimonianze e vanno in giro nelle scuole, nelle strade, nelle discoteche a raccontare la loro discesa agli inferi e la loro esperienza di resurrezione. In vse te pričevanja, ki jih storijo mladi, ki so imeli podobne izkušnje, ko razlagajo druge na ulici, kako so sami zašli do temi in smrti, kako so doživeli izkušnje obstajenja. Quasi mai dicono: mi ha colpito quella parola che mi è stata detta. Skoraj nikoli ne rečejo: zelo mi je bilo všeč tista beseda, ki si mi jo rekla, tisto me je spreobrnilo. Sempre dicono: mi ha colpito che mi sono sentito voluto bene per quello che ero. Ampak ponovadi rečejo: zelo se mi je dotaknilo to, da sem se čutil ljubljenega ali pa hotenega od sprejetega, kakršen sem. Io mi sentivo fallito, uno scarto della società, e ho incontrato qualcuno che mi ha fatto comprendere che anch'io sono prezioso ai suoi occhi. Pravi, jaz sem se čutil recimo zavrženega strani družbe in sem srečal nekoga, ki mi je rekel, da sem pomemben, da sem sprejet. Mi ha colpito vedere la gioia in dei giovani segnati come me dalle cicatrici della strada. Zelo me je zaznamovalo videti prav to veselje mladih, ki so bili zaznamovani z brazgotinami. Mi ha colpito vedere l'amore con cui si vogliono bene i ragazzi in comunità. Nekoga je presunilo to, da je videl, kakšna je ljubezen med temi mladimi, ki so bili na ulicah. Sapete cosa si diceva delle comunità dei primi cristiani? Veste, kaj se je reklo v prvih krščanskih skupnostih? Si diceva: guarda come si amano e sono pronti a dare la vita gli uni per gli altri. Glejte, kako se imajo radi, oni so pripravljeni dati življenje za drugega. Gesù ci ha detto: da questo riconosceranno che siete miei discepoli, se avrete amore. In Jezus je rekel: potem bodo spoznali, da ste moji učenci, da imate ljubezen eden do drugega. È questo che converte il mondo. Vedere quella vita del cielo già su questa terra a cui tutti siamo chiamati. To je tisto, kar spreobrne druge. Videti tiste ljubezen, ki je ljubezen neba, ki pa jo lahko živimo že tukaj. Vedere delle comunità rinnovate dal Vangelo in cui ti basta guardare negli occhi qualcuno e scoprire quella gioia che da sempre il tuo cuore cercava. Videti tudi te krščanske skupnosti, kjer je v ospredju ljubezen. È questo che fa breccia nei cuori di chi ha perso la fede e di chi è imprigionato nell'inferno. In to tisto, kar se dotakne tistega, ki je sam pri sebi že izgubil vero v življenje. L'amore, solo l'amore. L'amore non ha formule, l'amore non può essere incasellato, l'amore non ha tecniche. Ljubezen nima neke določene formule, ne more biti zaprt v nek sistem. L'amore è lo Spirito Santo che non lo puoi incasellare in qualche modo. Ljubezen je kot Sveti Duh, ki ga ne moreš zapreti v nek škatlo. Nel momento stesso che lo cerchi di inquadrare in un tuo schema, hai già chiuso le porte per ascoltare la sua voce. In
v trenutku, ko ga hočeš zapreti v nek sistem, si že izgubil možnost, da bi ga resnično poslušal. Allora, per chiudere, cosa possiamo fare tutti? Torej, če da zaključim, kaj lahko resnično vsi skupaj storimo? È chiaro che il Signore non ci chiede a tutti di andare in strada a rischiare di farci ammazzare per testimoniare la gioia di Cristo risorto. Verjetno Kristus ne zahteva od vseh nas, da gremo sedaj na ulicah in tvegamo lastno življenje in da vzdanjamo njegovo ljubezen. Però i nostri fratelli disperati non li trovi solo in strada, li trovi in ufficio, li trovi fra la gente di successo, li trovi fra la gente di potere, li trovi in famiglia. Kajti te osebe, ki so, lahko rečemo, brezupni primeri, tako rekoč, jih ne najdemo samo na ulicah, ampak jih lahko najdemo tudi pri sodelavcih, v pisarnah ali celo v lastnih družinah. Li trovi in ogni prossimo, se ti fai prossimo e ti metti in ascolto. Najdeš ga v vsakem bližnjem, če se ti narediš bližnjega za njega. E allora cosa fare? Torej, kaj storiti? Niente, non facciamo niente noi. Mettiamoci in ascolto dello Spirito Santo. Impariamo la bellezza della preghiera contemplativa perché sia Lui ad operare. V tistem trenutku ne smemo narediti čisto ničesar, ampak se prepustiti molitvi, kajti Sveti Duh je tisti, ki mora delovati preko nas. E allora vi posso assicurare che anche nella semplicità della vita di ogni giorno andrete a letto la sera ripetendo quel salmo: abbiamo contemplato Dio le meraviglie del tuo amore. Se pravi, tudi na tak preprost način, ko greste spat, lahko zvečer zmolite tisti psalm, ki pravi, da smo občudovali